L'Inter domenica cosa farà? Ammazzerà il campionato? E il Napoli stasera che fa? Ne parliamo subito insieme. Bene ragazzi, buongiorno, bentornati su Calcio Espresso. Ormai siamo arrivati alla 28esima giornata di campionato, ne mancano con questo solo 11 alla fine del campionato ed è ancora tutto aperto, o quasi tutto. Cerchiamo di analizzare quanto più possibile le varie partite, anche perché oggi è venerdì, stasera c'è l'anticipo Napoli-Torino alle 20:45 e quindi è tempo di mettere le formazioni del fantacalcio. Cercheremo di darvi quanto più possibile il nostro piccolo dei consigli del fantacalcio e io aggiungerei cercheremo anche di darvi dei pronostici con i risultati esatti. Vediamo se poi settimana prossima facciamo una sorta di recap e cerchiamo di capire se abbiamo acchiappato qualcosa oppure invece siamo abbiamo fatto cilecche e siamo veramente delle schiappe. E mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se vi giocate questi risultati, se cosa fate nel fantacalcio, se seguirete i nostri consigli. Adesso io partirei direttamente con condividervi, eccolo qua, le probabili formazioni. Dovremmo partire da Napoli-Torino, però per ovvi motivi, ragazzi belli, io Napoli-Torino, anche se è la prima partita della giornata, che ripeto si giocherà stasera alle 20:45, la analizzerei alla fine e sapete pure perché. Infatti, allora, Cagliari-Como, ragazzi, questo è il primo anticipo di sabato, quindi di domani alle ore 15. È una partita che sulla carta noi potremmo dire il Como potrebbe sfangarla, portarla avanti, scusatemi un momento che è successo un casino, eccola qua. Potrebbe portarla a casa. Il Cagliari di per sé è una squadra che comunque in classifica è 13ª, 30 punti, è una zona abbastanza tranquilla, sì, le servono ancora altri punti per salvarsi, ma il Como è in piena corsa Champions, ha fatto un po' di turnover, ha giocato la Coppa Italia /amichevole contro l'Inter, per chi ha visto la partita e per chi vuole sapere un po' di più su come io la penso sulla Coppa Italia, andatevi a vedere il video sul nostro canale perché c'è un po' di polemica in atto. E io ripeto, poi il Como la vedo vittoriosa per 2-1 in casa del Cagliari. Continua la sua corsa Champions, continua a risalire la classifica e per le formazioni che adesso andiamo a recuperare, Kili Choi in attacco insieme a Seba Esposito. Per il Cagliari io vi dico ragazzi onestamente che andrei su Sulemana, andrei per il Cagliari, io opterei per Sulemana e invece porta Diao addirittura titolare, adesso è ritornato, ha fatto qualche scampolo di partita contro l'Inter, lo porta titolare, io vi dico che ci punterei su. Per chi ha Diao al fantacalcio punterei su Diao, quindi ripeto Cagliari Como 1-2 e Diao per il Como, Sulemana per il Cagliari. Andiamo con Atalanta Udinese. Questa pure è carina come partita, ragazzi. Questa è pure una bella partita. L'Atalanta viene da una sconfitta in campionato, un pareggio in Coppa Italia contro la Lazio. Per stare in scia al treno Champions, l'Atalanta deve per forza vincere, ma si trova di fronte un Udinese che viene dal 3-0 rifilato alla Fiorentina e onestamente col ritorno di Davis, col ritorno di Zaniolo dietro a Davis e sta anche ritornando a a disposizione, l'Udinese è una squadra molto ostica, dà fastidio, è una squadra che dà abbastanza fastidio, però mi sento di dire che l'Atalanta la può vincere giocando anche in casa. Io opterei per un 2-0 dell'Atalanta, e vi metterei come marcatori o come comunque portatori di bonus Samardžić per l'Atalanta, mentre per invece l'Udinese mi gioco la nostra bestia nera, sapete già di chi sto parlando, è Kellenkamp. Vediamo cosa succederà. L'Udinese poi ha una classifica abbastanza tranquilla, quindi sì, è una squadra che dà fastidio, ma
a questo campionato ormai credo che possa veramente dire poco. Domani sera si gioca questa partita qui che è importante, è importantissima in casa bianconera, è importantissima in casa toscana, perché la Juventus, ragazzi, la Juventus fa notizia ovviamente oggi, è attualità che la Juventus è sesta in classifica. Alla Juventus serve una vittoria. Serve una vittoria come serve al Pisa, anche se il Pisa è mezzo spacciato, o tre quarti per spacciato. Il Pisa ha 15 punti, 19esimo, a pari del Verona, 9 punti di distacco dalla zona salvezza, giova a giocare a Torino, credo che sia scontato la vittoria della Juventus. E vi dico anche, secondo me la Juventus la sfanga completamente, la domina completamente la partita. Questa partita finisce 3-0, ma 100-100. E per la Juve io mi giocherei il ritorno al gol di Ildiz, mi giocherei quel gol lì, andando a vedere, aspettate, ecco le formazioni. Ildiz lo porta al 90% come titolarità e quindi me lo giocherei volentieri il gol di Ildiz. Chi potrebbe segnare il Pisa? Nel Pisa vi dico Ebischer, vado sul centrocampo e vi dico Ebischer, ma io credo che il Pisa ha poche chance ovviamente contro la Juventus. Andando avanti, Lecce Cremonese, questa è importantissima, questa per la lotta salvezza, questa è una partita che dirà tantissimo, perché sono appaiate tutte e due le squadre a 24 punti, se non erro, sì, 17esima e 18esima in classifica. Un pareggio ovviamente qui non serve a nessuno, non serve a nessuno delle due. La Cremonese viene da uno stato di forma abbastanza negativo, ormai sta colando a picco, e Lecce bene o male un'altalena di risultati, pareggia, vince, poi perde, riperde, pareggia, vince, ha la possibilità di portarsi a casa 3 punti fondamentali per la corsa salvezza. E poi c'è anche il fattore campo, giocano a Lecce a Via del Mare, e quindi io vi dico onestamente 2-1, un 2-1 del Lecce contro la Cremonese. In gol Walid Khedira e Bandà, vediamo se acchiappiamo questi marcatori, mentre invece per la Cremo, vedendo le formazioni, ragazzi, la Cremo si deve aggrappare al giocatore con più esperienza, e quindi vi dico Vardi, vado sul sicuro con gli attaccanti, vado con Khedira, vado con Vardi, con la Cremonese. Vediamo cosa succede. Passerei alla prossima, che è Bologna-Verona. Finalmente il Bologna ritorna a macinare punti, a fare un po' più a risalire un po' più la classifica, e il Verona è lo stesso discorso che facevo per il Pisa, 3 quarti di piede, anzi un piede 3 quarti all'interno della Serie B. 14 punti, 15 punti, 20esimi in classifica. Io azzarderei un 2-0 del Bologna tranquillo, il Verona che cerca di riff o di raff di portarsi anche un punticino che potrebbe dare un po' più di morale, ma a livello di classifica cambierebbe poco. Vi dico che il Bologna comunque continua la sua corsa verso il 7° posto, quindi a soli 6 lunghezze c'è l'Atalanta, cercherà di fare questa risalita e la porterà a casa. Io metterei in gol un colpo di testa di Lucumi per il Bologna. Anzi, facciamo così, vi dirò anche proprio tutti i marcatori. Mi piace sta cosa. Diciamo i marcatori: Lucumi e Rowe. Lucumi e Rowe. Eventualmente, ho già detto 2-0, però eventualmente dovesse segnare qualcuno del Bologna, io punterei sul ritorno dalla squalifica di Orban, che credo che sia quello del Verona un po' più in palla. Fiorentina-Parma, ragazzi, questa è un'altra, il derby tosco-emiliano. La Fiorentina è obbligata a vincere. Perché deve riscattare la sconfitta contro l'Udinese.
Il Parma ha 33 punti, 12esimo in classifica, è in una zona molto molto tranquilla. E non so, dipende molto secondo me da come la Fiorentina approcci la gara. Se la Fiorentina approccia la gara pensando di volerla vincere, allora non so cazzi per nessuno, cioè la Fiorentina la vince e la porta a casa. Però io vi dico che uscirà un pareggio. Uscirà un pareggio. Il Parma è fastidioso. Questa ha trovato la quadra per la sua squadra e vi dico che uscirà un 1-1, streaming sito 1-1, in gol Brescianini per la Fiorentina e invece vedendo le formazioni per il Parma butterei Valeri come marcatore. Vediamo se esce questo risultato. Andando avanti, Genoa-Roma. Ragazzi, il Genoa gioca bene, però i risultati non arrivano. La Roma, come dicevo anche nell'ultima live con Vincenzo e Fernando e come dicevo anche nel video di recap della partita, della 27esima giornata, alla Roma serve sempre quel centesimo per fare l'euro. Non la vedo mai compiuta al 100%. E io vi dico che secondo me il Genoa se la porta a casa. De Rossi fa lo scherzetto. E il Genoa va. Perché non si leva questa cazzarola? Dico, il Genoa se la porta a casa. De Rossi fa lo scherzetto alla Roma perché il Genoa ha bisogno di punti. Ha 27 punti, a 3 soli lunghezze dal 18esimo posto. Deve risalire, deve fare punti, deve macinare punti e quindi secondo me qual è la cosa più cioè che hai una partita così difficile, fa anche morale vincerla contro la Roma che è in piena corsa Champions. La Roma invece dall'altro canto la Roma ha bisogno comunque anche di staccare un po' un Como che è una partita facile contro il Cagliari, ha bisogno di staccare il quinto posto, il sesto posto che è dalla Juventus, che è una partita facile contro il Pisa, e dovrebbe vincerla, ma secondo me uscirà, come ripeto, la vittoria del Genoa. Gol di Malinowski su calcio di punizione, gol di Vitigna. La Roma invece segnerà Lorenzo Pellegrini. La partita finirà sul 2-1. E poi andrei su questa partita qui e ve lo dico chiaro e tondo, per me il campionato domenica si chiude. L'Inter vince, anzi la stravince, l'Inter la stravince, il Milan vi azzardo un 3-1 per l'Inter, butto lì, 3-1 per l'Inter. Il Milan ha bisogno di vincerla perché ovviamente per tenere un po' di speranze, per avere un po' più di speranze nel riacciuffare l'Inter, vincendo si porterebbe a meno 7, perdendo ovviamente il distacco sarebbe abissale e incolmabile in un certo senso, con 10 partite al termine, quindi il Milan ha per forza un solo risultato a disposizione, l'Inter gli andrebbe bene anche il pareggio, ma secondo me vuole dimostrare di essere il futuro campione d'Italia, vuole dimostrare la propria superiorità e la vince, la sfanga completamente 3-1 per l'Inter e chiudiamo tutti i giochi. Per il Milan quel gol della bandiera lo segna Rabiot, mentre per l'Inter io direi doppietta di Pio Esposito e il gol di Barella, che non segna da tantissimo. Se non sbaglio, Barella ha segnato un solo gol in questo campionato. Quindi io direi che domenica i giochi si chiudono alla grande. Lazio-Sassuolo 2. Ve lo dico proprio apertamente, la Lazio quest'anno è questo. La Lazio, secondo me, l'obiettivo che ha è solo arrivare fino in fondo alla Coppa Italia, che gli permetterebbe di entrare dalla porta principale in una competizione europea, ma la Lazio in campionato si
galleggerà in quelle posizioni lì, galleggerà verso l'11°, il 12°, il 10° posto, non più di quello. Sassuolo invece è una squadra che è la sorpresa del campionato, è la sorpresa in positivo, perché è una neopromossa, sì, ha una squadra attrezzata per la Serie A, ma comunque vederla al nono posto, a un punto dall'8° posto, con Fabio Grosso che ha la sua prima esperienza in Serie A, onestamente per me è nel novero delle sorprese e sono veramente divertito dal modo di giocare del Sassuolo. Vi dico gol di Muaremovic per il Sassuolo, vi dico gol di Berardi sul rigore, finisce 2-1 la partita, la Lazio segnerà con Taylor e vediamo se acchiappiamo questi giocatori. Poi, raga, ci è arrivato, ci tocca parlare dell'anticipo di oggi, parlare di questa partita qua. Purtroppo, ovviamente sapete, noi siamo tifosi del Napoli, quindi siamo molto più informati su quello che succede in casa Napoli e lo sapete anche voi, lo saprete anche voi che giochiamo in totale, come tutto il resto del campionato ormai, in totale vera emergenza un'altra volta a centrocampo. Lobotka e McTominay sono non convocati. Sì, ritornano De Bruyne e Anghissà, ma a mezzo servizio, non hanno mai fatto un minuto di partita da quanto? 4 mesi? Quindi Gilmour fortunatamente lo recuperiamo, continua ad esserci questa maledizione che uno rientra e un altro se ne esce, e rientra Gilmour e Lobotka si infortuna. Purtroppo così va avanti questo campionato, non vediamo l'ora che finisca. Quindi sicuramente Elmas farà gli straordinari nella formazione titolare e Gilmour lo affiancherà, sperando che abbia un po' più di minuti nelle gambe, anche perché Gilmour è ritornato ormai sono solo 2 settimane, ha fatto solo scampoli di partita. In avanti Vergara e Santos, credo a supporto di Højlund, sono confermati. Secondo me c'è un solo ballottaggio, quello di Politano con Gutierrez, perché Gutierrez sta facendo molto bene, Politano meno. Politano le ultime uscite, le ultime prestazioni non mi hanno convinto del tutto, però credo che alla lunga Politano possa giocare titolare, anche perché Gutierrez ti permette di avere una freccia in più come sostituzione, di avere un po' più di abilità nell'offendere dal 70° in poi, dal 65° in poi. Al Napoli, considerando la classifica, considerando l'importanza della partita, al Napoli serve questa vittoria, come dicevo anche nell'ultima live, come dicevo anche se non sbaglio nel recap di martedì, il Napoli ha, dopo il Verona, altre 3 partite, incluso questa, 3 partite sulla carta abortabile, deve portare a casa quanto più possibile. Io oserei dire che il Napoli deve portare 12 punti su 12, 3 punti già li ha portati contro il Verona, deve continuare il rollino di marcia contro il Torino e poi le altre 2, perché poi dopo queste 4 partite, scusatemi questi calcoli, questi numeri buttati a casaccio, dopo queste 4 partite ci sarà Napoli-Milan, che secondo me è un po' il crocevia della stagione del Napoli. Sapremo cosa siamo, se cane o se pesce, se andremo, se possiamo tranquillamente arrivare in zona nelle prime 4 posizioni, oppure dobbiamo sudarcela fino alla fine. Quindi il Napoli serve come il pane questa vittoria. E io credo che la spinta del Maradona possa fare la sua parte. Non vi dico, ragazzi, scusatemi, ma lo sapete come siamo, voi lo sapete tranquillamente, infatti sto facendo il video con questo, voi lo sapete, noi siamo abbastanza superstiziosi, quindi il pronostico non ve lo faccio, assolutamente no. Però vi dico due nomi da una parte e dall'altra per quanto riguarda il fantacalcio. Dal nostro campo, dal Napoli, io vi dico il ritorno a gol di Vergara e occhio anche ad Alisson Santos, mentre per il Torino occhio ad un giocatore che io ho sempre stimato, mi piace tantissimo, che è Vlasic, perché Vlasic pure nell'ultima partita il Torino ha giocato con un Vlasic che entrava, faceva delle incursioni, quasi un finto centravanti, si allargavano i 2 attaccanti, lui entrava quindi attenzione a Vlasic. C'è anche questo Obrador che non è malaccio, Lazaro che attacca sulla destra, il Torino
la forza del Torino secondo me non rispecchia la classifica che ha, quindi con D'Aversa, ecco, attenzione anche a questo, attenzione anche alla cura D'Aversa, perché potrebbe far portare un po' più di punti al Torino. Spero che non sia in questa partita qui. Ragazzi, questi sono secondo me, secondo noi, i pronostici per questa 28ª giornata. Io ritorno, eccomi qui, ritorno in pieno schermo. Non ci resta che attendere l'inizio della partita, non ci resta che aspettare il fischio di stasera, aspettare le partite che si giocheranno sabato e domenica. Io vi rimando, mi raccomando, lunedì c'è la live, il caffè del lunedì, così parleremo della partita di Napoli-Torino, parleremo della giornata che si concluderà stesso lunedì sera e parleremo di tanto altro. Ci vediamo prossimamente su questi schermi. Mi raccomando, ragazzi, mi sono dimenticato di dirvelo. Se siete arrivati fino a questo punto, non vi dimenticate di cliccare sulla campanella, non vi costa nulla, a noi invece ci farebbe tanto piacere. Iscrivetevi al canale, seguite i nostri video e c'è poco da dire. Solo Forza Napoli. Ciao ragazzi.